È il big match di giornata, una sfida attesa da tutta la Sicilia che guarda il generale Gaeta per Enna contro Paternò, affluenza massima per la sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la vetta della classifica. Enna avanti un punto, Paternò che insegue impegnato anche in Coppa nella fase nazionale è reduce dallo 0-0 in infrasettimanale contro il Bocale. Paternò che vanta il miglior attacco del torneo, Enna che ha incassato appena 9 gol, migliore difesa per distacco in entrambi i gironi siciliani. Vediamoli allora i 22 protagonisti che infiammano il generale Gaeta almeno dal primo minuto. Enna con Di Carlo, Bassoli, Zappalà, Tosto, Sena, Sessa, Boscaglia, Cocimano, Archen e Randis. Risponde il Paternò, Romano, Mollica, Insidis, Godino, Maimone, Florovalenca, Greco, Asero, Micoli, Belluso. È la quarta volta in stagione che Enna e Paternò si fronteggiano, oltre la Coppa Italia che favorì gli etnei nella gara d'andata. La formazione di Mister Raciti inflisse un 2-1 ai gialloverdi che potrebbe essere importante qualora le due formazioni chiudessero a pari punti a fine regular season. Tutto pronto per il film del primo tempo grazie all'immagine a cura di Enzo Fallica, ma il match non inizia sicuramente sotto i migliori auspici. Al 13esimo scoppia un parapiglia a centrocampo dopo un fallo su Boscaglia, addirittura 3 cartellini rossi estratti, 2 per il Paternò, fuori Romano e Belluso, 1 per l'Enna, fuori Boscaglia. Dopo un quarto d'ora 9 contro 10 al generale Gaeta. L'Enna al 27esimo, Archen cerca Randis, pallone che viene allontanato, João Pedro sporca l'uscita del Paternò, ancora Randis, il sinistro di Randis, il gol dell'ex arriva al minuto 27 ed è una rete pesantissima perché porta in vantaggio l'Enna sul Paternò. Adesso sarebbero 4 i punti di vantaggio dei gialloverdi sui rossazzurri. Minuto 38, calcio di punizione scodellato dalla destra, colpo di testa di Cocimano. Sembra tutto fatto per il gol del 2-0, ma stavolta l'incornata non è quella giusta. Molto simile la chance al 44esimo, calcio d'angolo. Coriolano nel frattempo ovviamente neoentrato per sostituire il compagno Romano, para in due tempi. Fine primo tempo al generale Gaeta di Enna, 1-0 tra Enna e Paternò. Decide il gol di Randis, ma ricordiamo che dal minuto 13 l'Enna in 10 uomini, il Paternò addirittura in 9. Possiamo partire col film del secondo tempo. Mister Campanella al 51esimo fa entrare Diddio al posto di Archen, un Enna più abbottonato per cercare di tenere il risultato. Minuto 53, belle le combinazioni in casa gialloverde. Diddio per Cocimano in area su Bassoli, perde il tempo, invece no, il cross sul secondo palo, arriva Randis che potrebbe trovare la doppietta, ma Coriolano è bravo ad allontanare. Tocca Veneroso per João Pedro, siamo al 61esimo, passano 5 minuti, l'Enna attacca ancora, Sena in verticale su Veneroso che aggira il difensore del Paternò che rimane lì sulle gambe. Veneroso in area di rigore, conclusione masticata in bocca all'estremo difensore Coriolano. Ancora 68esimo, inserimento a sinistra di Sena che elude l'intervento dell'avversario, all'indietro per Veneroso che fa tremare il palo. L'Enna un passo dal gol del 2-0 al minuto 72. Vediamo come riparte la formazione giallo-verde. Lamenta il Paternò un possibile fallo di mano di Randis. Nel frattempo Sessa combina con Veneroso, Alfonso Sessa è il gol del 2-0, il gol che molto probabilmente archivia la pratica al generale Gaeta di Enna. Ancora un gol di Alfonso Sessa, ormai ha preso il vizio, è il terzo nelle ultime 4 partite. Festeggia col pallone sotto la maglietta, sotto la tribuna di un generale Gaeta che adesso infesta entusiasmo per il popolo giallo-verde. Minuto 74, Cocimano a sinistra irrompe saltando l'avversario, l'ingresso in area di rigore, il tentativo col destro viene messo da Coriolano in calcio d'angolo. Minuto 83, standing ovation per Randis, autore del gol dell'1-0 che ha messo in discesa la partita per l'Enna. Al suo posto Vitelli al 92esimo, fuori Veneroso, scampoli di partita anche per Rossi. E poi sì, può iniziare la festa al generale Gaeta di Enna perché a 8 giornate dalla fine la formazione di mister Giovanni Campanella è a +4 sul Paternò. E adesso con questo 2-0, con gli scontri diretti a favore, amici di Wii Sport decidono le reti di Randis nel primo tempo e di Sessa nel secondo. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima.